Buongiorno e bentrovati, ultimo sabato di maggio, 31 maggio oggi, e dunque tanta cronaca che arriva dai territori con iniziative sia politiche sia appunto aggiornamenti purtroppo che arrivano in particolare dalle strade, perché parleremo di incidenti, il 25enne che ha perso la vita ieri a Vittorio Veneto, torneremo a Columberto, ma anche purtroppo la morte dopo 5 giorni di agonia di un ragazzo di appena 19 anni del Padovano, quindi non si ferma purtroppo questa drammatica conta. Ma c'è un caso che ci racconta subito in diretta, siamo in un altro ambito purtroppo, quello delle aggressioni a sfondo sessuale. Abbiamo visto anche come possono andare a finire purtroppo episodi di questo genere. In questo caso parliamo di un'aggressione che ha visto coinvolta ieri sera a Vicenza una minorenne. C'è il massimo riservo naturalmente in questo momento da parte degli inquirenti che stanno indagando sui contorni di questo episodio. Sul posto, eccolo, vediamo già pronto Daniele Garbin con il collega tecnico Simone Squarcina. Daniele, a te buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, confermo, qui ci troviamo al Park Fogazzaro, diciamo che è il principale parcheggio per permettere a chi vuole recarsi in centro di trovare posto auto, ed è qui il luogo dove è avvenuta questa aggressione di cui ovviamente non abbiamo proprio al momento i dettagli. Quello che sappiamo è che una coppia, una ragazza come dicevi di 16-17 anni, anche l'età non è ben precisata, avrebbe conosciuto in chat un ragazzo di colore, ecco l'età del ragazzo non è nota, e si sarebbero dati appuntamento proprio per trovarsi in centro. L'appuntamento era qui e quindi inizialmente questo appuntamento pare che si sia anche svolto normalmente, solo che a un certo punto in due si sarebbero accordati per venire qui e appartarsi, pare in questa zona non è ben identificata, una zona che conoscevano perché pare è una zona abbandonata, probabilmente appunto per questo incontro romantico. Il fatto è che a un certo punto evidentemente forse l'approccio diventava molto più esplicito e anche per un rapporto sessuale, e da lì è nata la contrarietà della ragazza, che insomma avrebbe manifestato la sua contrarietà in maniera aggressiva. Il ragazzo invece non si sarebbe stato. Questa è una ricostruzione, ricordiamo, ipotetica, e tra i due sarebbe nata questa colluttazione interrotta dall'arrivo di una pattuglia della polizia locale, e in quel momento proprio hanno chiamato il SUAME perché la ragazza è anche già ricoperta di sangue. Non è chiaro se fosse delle ferite che ha riportato o di quelle che ha anche inflitto al suo aggressore. Fatto sta che insomma è stata portata in ospedale ed è stato fatto un referto, insomma un referto che adesso in questo momento poi è all'attenzione dei carabinieri, perché poi la faccenda, visto i contorni gravi in come è avvenuta, è passata di mano ai carabinieri, che in questo momento a bocca cucite ovviamente non confermano, non smentiscono nulla, ma stanno analizzando le telecamere che sorvegliano questo posto e che quindi in questo momento poi accerteranno la verità. Resta il fatto di questa ragazza che pare per aver detto no, insomma, legittimamente, e poi ha riportato questa aggressione violenta, è arrivata in codice giallo in ospedale. Noi seguiremo la vicenda e gli aggiornamenti. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele Garbine e Simone Squarcina per questo flash. Continuano purtroppo questi episodi e non ci si stanca mai di invitare soprattutto i ragazzi a fare attenzione. E poi c'è la strada, l'altro fronte tragico, un 19enne, come vi anticipavo, coinvolto domenica sera in un incidente stradale, è morto in ospedale dopo 5 giorni di agonia. Si tratta di un ragazzo rimasto coinvolto in un incidente a Cartura. La speranza non era mai mancata, fino all'ultimo. Tutti avevano pregato che Nicoloberto potesse farcela, invece il 19enne padovano, coinvolto in un grave incidente stradale domenica notte insieme ad altri 4 amici, è morto dopo 5 giorni di agonia in ospedale. Lo schianto era avvenuto in via Cabianca a Cartura. L'auto su cui viaggiavano i 5 amici era uscita di strada, finendo contro un palo, contro un lampione e poi nel fossato. Le condizioni di Nicoloberto erano parse fin da subito disperate. Era rimasto incassato
incastrato nell'abitacolo. Gravi anche i 4 amici. Trasportati in ospedale, i medici hanno tentato il tutto e per tutto, ma il 19enne è morto dopo 5 giorni, lasciando nel dolore i genitori e il fratello. La famiglia ha consentito all'espianto degli organi. Studente dell'ENAIP di Padova, Nicoloberto avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità a giugno. Il ragazzo era molto attivo in parrocchia come educatore dell'Azione Cattolica. La sua morte viene a pochi giorni da quella di Giovanni Bortoletti, 22enne di Rubano, morto anche lui in un incidente stradale nel fine settimana mentre stava tornando a casa in scooter con un compagno di università. E poco dopo le 2 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Vittoria a Ponte di Piave per un incidente che ha coinvolto un'auto ribaltata con all'interno 4 persone. I vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento di Motta, hanno subito messo in sicurezza il veicolo cooperando col personale del SUEM 118 naturalmente per la gestione dei feriti. 3 sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Il quarto, il conducente, più grave evidentemente, una volta stabilizzato è stato trasferito all'ospedale di Treviso con l'elisoccorso. Sul posto c'erano anche i carabinieri di San Polo e il personale Enel che hanno dovuto ripristinare il quadro elettrico di distribuzione dell'energia coinvolto proprio in questo sinistro. E sapete che si è parlato in settimana di sicurezza stradale anche dopo la levata di scudi delle province contro i tagli annunciati dal governo agli enti locali. È arrivata la convocazione per martedì da parte del ministro Salvini, notizia positiva secondo l'Unione delle Province Italiane che chiederà al ministro il ripristino delle risorse. La comunicazione è arrivata al Sant'Artemio ieri mattina proprio nel corso degli stati generali della mobilità. Io credo che sia stato un provvedimento, definiamolo nefasto, però con piacere oggi posso annunciare che è arrivata questa mattina una convocazione del ministro Salvini che ha convocato sia il presidente di UPI e quindi sottoscritto che il presidente di ANCI ad un confronto già per la prossima settimana, per martedì della prossima settimana. Dietro fronte del ministro Salvini sui tagli del 70% alle province previsti dalla legge di bilancio e dal milleproroghe, fondi destinati alla sicurezza stradale. Dopo la levata di scudi dell'Unione delle Province Italiane è arrivata la convocazione a Roma per un incontro martedì. Credo che sarà un confronto sereno, leale, ma nel quale ribadiremo la necessità di ridarci queste risorse. Il compito nostro è fare in modo che quelle strade siano sicure, che non ci siano buche pericolose, che non ci siano muretti pericolosi, che ci siano guardrail idonei e per fare questo dobbiamo avere quelle risorse necessarie che una volta le province avevano e che altre province, penso ad esempio quelle vicino a noi tipo Trento, Bolzano, oggi già mettono a disposizione e che le altre province d'Italia non hanno. Tagli che per la provincia di Treviso nel biennio 2025-2026 significano 4 milioni e mezzo di euro in meno su un budget di 6 milioni e 400 mila euro, praticamente la pietra tombale sulla maggior parte degli interventi in tema di viabilità e sicurezza. L'auspicio è che nell'incontro di martedì si arrivi al ripristino dei fondi. È positivo che il Ministro ci abbia convocato martedì da una ricognizione che abbiamo fatto in provincia di Treviso, è il 100% l'importo delle risorse impegnate e l'83% è quello speso e quindi significa che noi siamo capaci di calare a terra le risorse che vengono messe a disposizione. Evidentemente c'è stato qualche misunderstanding in termini di rendicontazioni perché i numeri ci dicono che i soldi che vengono dati alle province vengono spesi. E allora sicurezza stradale, andiamo a Colle Umberto perché la comunità è sconvolta, naturalmente attonita per la perdita di un altro giovane proprio sulla strada. Ieri nel Vittoriese l'incidente stradale è costato la vita a un 25enne. Sono collegati per noi in diretta Edi Caliman e Alberto Pivetta. Edi, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Matteo Tomasi, questo è il nome del 25enne che ieri ha perso la vita in lungo via Mattei, la zona industriale di Vittorio Veneto. Ci troviamo davanti all'attività di famiglia dove lui lavorava. Siamo nella frazione di San Martino, qui a Colle Umberto, un negozio di alimentari oggi, come vedete dalle immagini di Alberto Pivetta, chiuso per lutto. La famiglia che insieme a Matteo abita proprio sopra al supermercato non ha voluto rilasciare nessuna intervista, non ha voluto raccontarci chi era Matteo perché è troppo il dolore. C'è un via vai
di parenti e di persone che stanno venendo a rendere omaggio e esprimere il proprio cordoglio proprio per la morte di Matteo, che era conosciutissimo in paese, così come i genitori, perché questo è un alimentari da cui venivano a rifornirsi tantissime persone che qui ci abitano. Ieri Matteo, intorno all'ora di pranzo, si trovava proprio con la sua moto, una KTM a cui era affezionatissimo, lungo appunto via Mattei, nella zona industriale di Vittorio Veneto. Qui infatti siamo proprio a 2 passi dalla città, siamo in via Vittorio Veneto appunto, e è facile raggiungere la zona industriale dove ha impattato contro un'auto guidata da un 69enne. Ancora in corso le indagini per appurare le dinamiche della vicenda, se capire se è stata all'alta velocità oppure è stato un errore del 69enne, non ha rispettato lo stop che collegava appunto la via secondaria alla principale Mattei, a far impattare, a tagliare la strada di fatto al giovane, che è l'ennesima vittima in moto sulle strade della Marca. Matteo, ci ha raccontato un amico che abbiamo raggiunto al telefono, era una persona estremamente gioiosa, uno fuori con le carte, ci hanno detto. Queste le parole testuali dell'amico Leonardo, con cui condivideva la passione anche per il calcio. Giocavano infatti nella squadra amatoriale Collywood di Colle Umberto proprio, e si allenavano nel campo di Vittorio Veneto proprio in questa squadra amatoriale. Quindi non solo le moto con cui ha girato anche parte dell'Europa, l'Austria, la Germania, a bordo proprio delle sue auto moto da pista di cui condivideva anche moltissime foto, moltissimi video, perché proprio andava a correre in pista, soprattutto nel Mugello, molto più di una volta all'anno. Ci hanno raccontato anche gli amici che condividevano con lui la passione delle moto, e proprio attorno a queste montagne, a queste colline, andavano spesso a passare dei pomeriggi, delle giornate insieme in sella alle loro moto su cui Matteo ieri ha perso la vita. Troppo gravi le ferite riportate dall'impatto, un volo di 10 metri contro proprio quest'auto guidata dal 69enne originario di Vittorio Veneto. Le sue condizioni sono da subito sembrate disperate, tant'è che nel pomeriggio, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e la presa in carico dall'ospedale Cafoncello, il giovane nel tardo pomeriggio è spirato, e oggi appunto è una giornata di lutto e cordoglio in tutto il paese. Il sindaco ha ribadito la vicinanza alla famiglia e si dice attonito e sgomento proprio per questa morte improvvisa, così come gli amici che abbiamo raggiunto al telefono poco fa. Lina, se non hai domande, con Alberto Pivetta da Colle Umberto, intanto ti restituisco la linea. Grazie Edi, grazie ad Alberto Pivetta. L'ennesimo lutto purtroppo, con un giovanissimo che muore in strada, in moto, e colpisce le nostre comunità. I carabinieri di Pordenone intanto hanno identificato e denunciato un uomo che a bordo della sua auto ostacolava e disturbava, pensate, la corsa delle ambulanze in città. Si indaga per capire se lo facesse per postare poi i video sui social. A bordo della sua Lancia Delta nera, in almeno 9 occasioni e in più punti della città di Pordenone, avrebbe deliberatamente ostacolato i mezzi di soccorso, tagliando loro improvvisamente la strada e addirittura fingendo di andargli addosso, per poi spostarsi all'ultimo momento, costringendo gli autisti a manovre repentine e ponendo in grave pericolo non solo i sanitari ma anche i pazienti. In alcune circostanze avrebbe anche fatto uso di un puntatore laser nel tentativo di accecare gli autisti dell'ambulanza. Un pordenonese di 43 anni con numerosi precedenti è stato identificato dai carabinieri e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pordenone per le ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Nella sua abitazione sono stati trovati un puntatore laser, un tablet e 2 telefoni cellulari contenenti registrazioni video realizzate dallo stesso indagato, in cui documentava le azioni di disturbo messe in atto nei confronti delle ambulanze. Le attività investigative proseguono per accertare l'eventuale commissione di altri episodi simili e per verificare se vi sia stata una diffusione dei video sulle piattaforme digitali o sui social. Ariese Pio X invece, con un furto che si è trasformato in una rapina. C'è stata paura. Ieri pomeriggio una 50enne è stata aggredita da 2 malviventi negli uffici di una squadra di calcio.
Erano convinti di averla fatta franca e che nella segreteria della società sportiva non ci fosse nessuno. Così, dopo aver messo a soqquadro gli uffici, hanno razziato circa 600 euro in contanti. Ma al momento di andarsene con il bottino si sono ritrovati di fronte una collaboratrice che ha cercato di bloccarli, finendo spinta a terra con violenza. La paura poco dopo le 14 nella sede della squadra di calcio dell'Union Riese a Riese Pio X. I banditi erano in due con il volto travisato da mascherine chirurgiche. La donna, 50 anni, si trovava negli spogliatoi della squadra quando è rientrata in ufficio scoprendoli. Lo shock e poi il tentativo di fermarli. I due non si sono fatti scrupoli nell'usare le maniere forti e nel lasciare dolorante a terra la donna, sparendo poi nei campi vicini alla struttura. Le urla della vittima hanno attirato l'attenzione. Sul posto poco dopo i carabinieri che hanno avviato subito le indagini. La donna se l'è cavata con alcune escoriazioni al pronto soccorso e tanta paura. Anche dalla sua testimonianza i militari sperano di arrivare alla identificazione dei responsabili. La rabbia della società. Siamo solamente preoccupati, l'importante è che la nostra collega stia bene, per il resto tutto si aggiusterà, quindi ovviamente dispiace perché sono episodi che sono difficili anche da spiegare, da commentare. E a proposito di fughe rocambolesche, in questo caso dalla polizia, a Padova un uomo si è addirittura lanciato da una finestra al primo piano di un edificio per scappare alla cattura. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin con Cristian Roque Allende. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Doveva essere una semplice perquisizione domiciliare per ritrovare una bicicletta rubata e gli arnesi utilizzati per rubarla. Si è trasformato in un arresto rocambolesco qui nel quartiere di Mortise a Padova. Siamo in via Baiardi, in uno dei condomini che vedete alle mie spalle. Ieri mattina un uomo di 43 anni, un tunisino, si è lanciato dalla finestra del primo piano per sfuggire dai poliziotti che avevano appena suonato al campanello di casa. La donna proprietaria dell'appartamento, una cinquantenne padovana, ha aperto la porta e mentre stava bloccando il cane che era in casa e ha fatto entrare i poliziotti, ma uno degli agenti si è accorto che l'uomo si è affacciato alla finestra e si è lanciato senza paura dal primo piano. Udendo le grida, i poliziotti sono tornati all'esterno. Qui l'uomo ha cercato di opporre resistenza prendendo a calci e graffiando gli agenti che però lo hanno bloccato. Il 43enne tunisino è stato portato in questura ed è risultato anche ricercato perché doveva scontare una pena di 1 anno per stupefacenti. Qui è stato e quindi è stato così arrestato e portato nel carcere Due Palazzi. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina. Scusate, grazie a Valentina Visentin e a Cristian Roque Allende. Invece ad Asiago, anche lì attimi di grande paura per un biposto precipitato a poca distanza dall'aeroporto, feriti pilota e passeggero e uno è purtroppo grave. È di 2 feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a poca distanza dall'aeroporto di Asiago. I 2, turisti tedeschi di 61 e 73 anni, partiti da Düsseldorf in Germania, stavano sorvolando i cieli dell'altopiano a bordo di un Cessna biposto, quando il pilota ha avvertito che qualcosa non andava. Ha tentato di atterrare, ma poco prima di toccare terra la situazione è peggiorata, tanto che ha provato a recuperare quota. L'aereo a questo punto è andato in stallo, inutile ogni tentativo di manovra. Il velivolo è precipitato su un prato al di fuori dell'area aeroportuale e i 2 occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri della locale stazione, l'elisoccorso da Treviso e l'ambulanza dall'ospedale altopianese. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarli dalle lamiere. Ad avere la peggio il più giovane dei 2, egli trasportato in codice rosso a Vicenza e ricoverato in terapia intensiva. Al San Bortolo è arrivato in ambulanza anche l'amico in condizioni meno serie, seppur avendo riportato diversi traumi. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incidente. Torniamo sull'incendio di Nervesa della Battaglia. L'ARPAV ha fatto sapere, ha comunicato alla cittadinanza che i campioni analizzati sono risultati puliti, possono pertanto considerarsi decadute le restrizioni comunicate nelle scorse ore, comprese quelle relative all'utilizzo di ortaggi, frutta e verdura raccolti dai giardini e dagli orti. Il Comune ha ringraziato naturalmente
ovviamente le autorità preposte per il lavoro svolto e anche la popolazione che ha mantenuto sangue freddo, grande attenzione e collaborazione nel seguire le prescrizioni. Tra l'altro c'è rispetto a questo rogo anche un episodio che ha impaurito in questo caso un'anziana, la signora Anna Maria, perché il coperchio di un fusto di vernice è piombato durante questo incendio nel cortile di un'abitazione. Come un proiettile è piombato prima sopra questa struttura e poi è finito a terra. Si tratta del coperchio di un fusto della ditta Vipe che si trova a decine di metri dalla casa della signora Anna Maria. Fortunatamente la donna in quel momento era dall'altra parte del cortile. Come un proiettile, se lo prende in testa qua, addio. Sono stati attimi di paura, ci spiega la donna, che appena sentito una serie di boati è uscita nel cortile. È certo che ho preso paura, perché ho detto qua prende fuoco dappertutto. È una roba pazzesca, non ho mai visto una roba del genere. Tra l'altro il fumo arrivava proprio verso di voi. Di qua, veniva di qua. Dopo, quando sono venuti i pompieri, è andato dall'altra parte, ma prima nero era tutto di qua. Intanto nella zona sono arrivati non solo i titolari e i dipendenti delle altre aziende, ma anche tanti cittadini che hanno visto il fumo e le fiamme da chilometri di distanza. Il fumo respirabile, nero, tossico, forse anche, non so adesso. Avete chiuso tutto? Chiuso, era già chiuso ancora da prima. Prima quando ho visto il fumo ho chiuso tutto. Sì, ma robe pazzesche. Una notata di paura per i residenti. Qualcuno passa ora davanti all'azienda dove le fiamme hanno divorato il magazzino. E c'è stata in realtà una doppia emergenza in queste ore, perché da Nervesa ci spostiamo a Santa Maria di Sala, dove sono state tra 350 e 400 le persone evacuate dalla zona industriale per una fuga di ammoniaca da un'azienda di lavorazione della carne. Sono stati momenti di paura e tensione. L'allarme, iniziato poco prima delle 7 del mattino, è rientrato poi nel pomeriggio. Abbiamo svuotato quasi 350-400 persone che erano addette qui all'interno della nostra fitta e copiosa area industriale. Adesso l'allarme sta rientrando, il raggio di attenzionamento è richiuso a 50 metri dalla Bugincarni, quindi alcuni dipendenti, alcune aziende stanno già riaprendo. Attorno alle 13 la situazione della zona industriale di Santa Maria di Sala sta tornando lentamente alla normalità e il sindaco Alessandro Arpi, eletto da meno di una settimana, può tirare un sospiro di sollievo. Ma fino a qualche ora prima l'atmosfera era tutt'altro che tranquilla. L'allarme scatta alle 7:15, un forte odore di ammoniaca si diffonde per via delle industrie. La fuoriuscita arriva dall'impianto di refrigerazione di un'azienda che lavora carne. Abbiamo contingentato l'area di 350 metri di raggio intorno all'azienda, che sostanzialmente coinvolge le aziende del territorio salese, quindi l'area industriale. Abbiamo chiuso il traffico via delle industrie e comunque contestualmente anche avvisato i cittadini di via Stradona che sono prospicienti alla zona industriale di rimanere chiusi in casa con le serrande chiuse. L'area si riempie di vigili del fuoco che, assieme ai tecnici della manutenzione dell'impianto e al nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico, hanno chiuso le valvole dell'impianto e messo in sicurezza la struttura. Il raggio della zona attorno alla Bugincarni, presidiata da carabinieri e polizia locale con l'ausilio della protezione civile, si riduce da 350 a 50 metri. Devo dire che comunque la rete di collaborazione con le forze dell'ordine, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale ha gestito al meglio l'emergenza e devo dire grazie, perché è stata una prima prova importante che ci ha dato anche l'opportunità di rispolverare i contatti e aggiornare anche gli enti preposti con i riferimenti della nuova amministrazione e quindi anche del sottoscritto. Apriamo una pagina sulle zone rosse e sulla sicurezza nei centri urbani, perché nel giorno di oggi la Lega a Treviso ha allestito un gazebo proprio nell'ambito della zona della stazione, dove è stata appunto disposta e dove è iniziata con questa settimana la sperimentazione della prima zona rossa in città. Prima di andare a collegarci con il nostro Lucio Zanato, che si trova sul posto, vediamo il servizio che dà conto dello scontro che c'è nella maggioranza cittadina cassugana tra Lega e Fratelli d'Italia su alcuni dei principali temi, tra cui proprio le zone rosse. Sentiamo.
Non vorrei che adesso scattasse la psicosi di chiedere zone rosse a caso, semplicemente magari per cercare di recuperare qualche voto. Non è così che si crea sicurezza. Più che una stoccata, un contrattacco, quello del sindaco leghista di Treviso Mario Conte a Fratelli d'Italia, che sul fronte della zona rossa continua il suo cannoneggiamento ormai quotidiano, con l'ultima cannonata in ordine di tempo partita dal consigliere comunale meloniano Davide Acampora, che da un lato ha chiesto l'istituzione di nuove zone rosse, oltre a quella di Via Roma, come in Via Collalto e nel quadrante di Piazza Borsa, dall'altro ha proposto di cambiare il loro nome, non più zone rosse ma zone urbane ad alta sorveglianza, perché il termine zona rossa, questo a dire di Acampora, potrebbe generare fraintendimenti. Apriti cielo, con l'alleato Conte è più che gelido. Le iniziative estemporanee di ogni singolo consigliere devono essere prese un po' con le pinze, quindi se Acampora ha delle proposte lo invito a rivolgersi al prefetto. Controreplica lo stesso Acampora, ma è chiaro che lo strappo ormai c'è e si vede. Non è una richiesta a caso, mi sento di rispondergli che chiedere l'estensione della zona rossa di qualche metro in più rispetto a quella che è già, soprattutto in vie come Via Pescatori, Vicolo Fiumicelli, dove sono ad alta tensione, ecco, chiamiamolo così, non mi sembra di aver fatto una proposta così trascendentale. Non vedo qual è il problema di questa presa di posizione del sindaco nei miei confronti, quando io non l'ho nemmeno citato nella mia richiesta, cioè nel mio post non c'è neanche il suo nome, io mi riferivo al prefetto. E che lo scontro tra alleati non sia più soltanto sotterraneo lo dimostra anche il voto in Consiglio Comunale su una mozione del Partito Democratico che chiedeva la pace a Gaza. Lega a favore, Fratelli d'Italia fuori dall'aula, geometrie variabili, frizioni evidenti. Ha fatto piacere vedere che alcuni esponenti delle forze di maggioranza sul nostro territorio non hanno voltato le spalle di fronte a questo voto e di fronte a quella che è la drammatica situazione della popolazione palestinese. Il nostro intento ci vede uniti per una volta con il PD, perché la situazione a Gaza vede innumerevoli vittime tra bambini innocenti ed è ora che questa guerra finisca. Per altri ragionamenti bisognerebbe chiedere agli interessati, insomma io a casa altrui non metto becco. E allora ci colleghiamo con Lucio Zanato per capire qual era anche il sentiment oggi dei leghisti che hanno organizzato il gazebo nella zona della stazione. Lucio, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Taventa. Sì, siamo nella zona di Via Roma, il gazebo, l'area rossa, anche perché qui si fa vedere gli interventi. Ad esempio c'è una nuova telecamera, Cristian Scavon, capogruppo della Lega. Avete messo il gazebo qui per dare una risposta in termini di zona rossa? Ma sì e no, diciamo che siamo qui per dare continuità alla nostra attività politica, per far vedere i lavori che l'amministrazione sta portando avanti in questi mesi e nei futuri mesi e per portare anche sensibilità di sicurezza a questo quadrante, a questa zona che sta dimostrando non essere così impegnativa come talune persone vogliono far credere. Ecco, qui c'è anche Nicola Torresan, voi al prossimo Consiglio Comunale presenterete una mozione destinata anche al sindaco. Sì, stiamo presentando una mozione affinché anche risorse e attività amministrative vengano riversate nel territorio, affinché il cittadino abbia sempre di più e abbia sempre meno da temere per la propria incolumità, quindi sempre verso i cittadini con tutte le azioni che possiamo sviluppare, con i fatti concreti e non parole. Tipo ad esempio ripristinare il controllo di vicinato anche in centro? Certo, anche perché il controllo di vicinato, se fatto con intelligenza e con metodologia, può avere un gran senso civico e può essere di supporto a tutte le attività di vigilanza, dai vigili ai carabinieri alle forze dell'ordine nel loro insieme. Adesso la buttiamo in politica, ma secondo voi allora tutta questa polemica con Acampora e Fratelli d'Italia? Ma io ho parlato con il capogruppo in questi giorni e non c'è nessuna polemica, quindi io non so Acampora che pensieri abbia, tanto sta che con me non ha parlato, a me basta parlare con il capogruppo che rappresenta Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, se le cose stanno cambiando ce le dicano, insomma. Ecco, visto che ci siamo, ho il vice sindaco Alessandro Manera, perché buttandola in politica lui è un po' più caustico su questa scelta, perché secondo lei insomma la storia non è così, dietro l'angolo, come direbbe Maurizio Costanzo, ci sono le prossime regionali?
Beh sì, probabilmente all'interno di Fratelli d'Italia, ma ripeto, io non ho la sfera di cristallo, non so cosa faranno all'interno di quel partito. Giustamente, come ha detto il capogruppo, noi ci rivolgiamo agli organi istituzionali che sono il capogruppo di Fratelli d'Italia e eventualmente politicamente il segretario. Se a Campora si distacca da quella linea devono chiarirsi al loro interno, ma farci capire anche qual è l'interlocutore corretto. Io credo ci sia anche una certa forma di bulimica sul voto e mi sembra anche strano peraltro rivolge certe richieste all'amministrazione comunale che non ha responsabilità su quello che è l'istituzione della zona rossa, ma coadiuva quello che fa il prefetto. E poi mi sembra che il ministro degli interni, il ministro di grazia e giustizia suonino a casa d'altri, quindi diciamo che noi ci occupiamo di infrastrutture con il ministro Salvini e di queste cose diciamo a Campora si può rivolgere ai membri del suo partito. Ecco, un'ultima battuta Lina, parlando di infrastrutture, visto che abbiamo qui l'assessore Sandro Zampese, cambiamo un po' argomento, rimaniamo sempre in tema di bellezza, di città e di sicurezza, perché questa notte è stata posata la passerella che poi porta all'isola vicino al Ponte de Pria. Per chi non è di Treviso, una delle zone più belle della città, dove viene attraversata dall'acqua del Cagnan e adesso anche una bella passeggiata almeno nei prossimi giorni, non è vero assessore? Assolutamente vero, questa notte abbiamo varato questa passerella che farà il percorso di continuità come diceva, sul posto più bello delle mura di Treviso, il Ponte de Pria, e quindi ci sarà una passeggiata che sarà anche prodromica al percorso museale delle mura di Treviso. Quindi una città più bella e anche una città più sicura? Assolutamente, la città più bella è più sicura e noi anche come lavori pubblici cerchiamo di rendere con i nostri lavori, con la nostra rigenerazione urbana, questa città più sicura attraverso le nostre opere. Bene, io direi che con questo abbiamo detto tutto, a te la linea Lina. Grazie Lucio Zanato, grazie ai tuoi ospiti. Naturalmente avete visto proprio le immagini che sono arrivate della posa di questa passerella con la chiusura temporanea stanotte del PUT nel tratto di Viale Cairoli proprio per consentire la posa di questa passerella per la penisola del Paradiso, che diventerà così percorribile. Vedremo come andrà. Prima di andare in pubblicità l'omaggio del sito dell'Inter allo storico presidente Ernesto Pellegrini, morto a 84 anni. Naturalmente, eccoci qua, Ernesto Pellegrini, ricordo dell'Inter, è stato il 17° presidente della storia del club che ha guidato dall'84 al 95 e si legge: ci ha lasciato il presidente Ernesto Pellegrini, per 11 anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando un'impronta indelebile nella storia del nostro club. L'Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai familiari e appunto con questa bella foto di Ernesto Pellegrini naturalmente non è sfuggita a nessuno la coincidenza di questa scomparsa che arriva nel giorno della finale di Champions questa sera alle 21 a Monaco di Baviera, proprio con l'Inter protagonista insieme al Paris Saint-Germain. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, in regia ci sono Mattia Pizzaia e Andrea Basso che ringrazio. Torniamo tra poco con altra cronaca e altri aggiornamenti. Eccoci di nuovo in diretta con la seconda parte del nostro Focus TG di oggi. Sapete che il sabato terminiamo all'1, allora cerchiamo di darvi più notizie e più aggiornamenti possibili nello spazio a disposizione. Andiamo a Vicenza, dove abbiamo appena lasciato Lucio Zanato dalla zona rossa di Treviso. Ecco, anche a Vicenza naturalmente i cittadini chiedono più sicurezza. Su questo fronte abbiamo incontrato il prefetto Filippo Romano, che indica la possibilità di intervenire sul regolamento, in questo caso di polizia urbana. Allarme sicurezza. A Vicenza, tra degrado, sporcizia, aggressioni, pusher e tossicodipendenti, i cittadini si sentono insicuri e attenzione, non è semplice percezione, perché gli episodi sono molto concreti e quotidiani, dai bambini che trovano gli aghi delle siringhe usate, alla mamma che viene minacciata da un gruppo di stranieri a Campomarzo, fino all'aggressione subita da un corriere da parte di un gruppo di giovani in Porta Castello. Per non parlare dei senza tetto che litigano in mezzo alle bancarelle del mercato di Piazza Biade o dell'automobilista colpito da un ragazzo redarguito perché stava urinando su una macchina. E questo solo negli ultimi giorni. I vicentini chiedono più sicurezza. Qualcuno evoca anche l'istituzione delle zone rosse.
Dunque, le zone rosse sono dei provvedimenti temporanei. Io suggerirei piuttosto ai comuni di dotarsi di norme regolamentari, i famosi regolamenti di polizia urbana, che possono tranquillamente istituire per sempre zone di rispetto attorno ai centri storici, alle scuole, agli uffici, dove ritengano i consigli comunali che sono sovrani in questo tipo di decisioni. Il prefetto di Vicenza suggerisce al comune di istituire delle zone di rispetto che vanno previste dal regolamento di polizia urbana. Meglio, spiega il rappresentante del governo, di una zona rossa che invece ha valenza temporanea. Insomma, la maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale a Vicenza potrebbe proporre delle zone di rispetto a Campomarzo, nel quadrilatero di strade attorno alla stazione ferroviaria e ovunque lo si ritenga opportuno. Dopodiché noi eseguiremo naturalmente le indicazioni dateci come forze di polizia dai regolamenti di polizia urbana. Ricordiamoci, la zona rossa è temporanea, è una risposta immediata che può essere utile in certi casi. Io stesso ne ho istituite anche di sole 24 ore in occasione di alcune partite di calcio, ma non è una risposta definitiva. Insomma, ci vuole una risposta definitiva, con zone di interdizione e di rispetto nelle quali si può arrivare addirittura a interdire la presenza a personaggi con precedenti. Insomma, un giro di vita importante, una risposta che il comune può ancora dare ai cittadini. Io ho anche mandato ai sindaci un modello di regolamento di polizia urbana, si chiama così. E allora una possibilità per fare qualcosa di più per la sicurezza in effetti c'è. Il prefetto ne ha già parlato con il sindaco di Vicenza, ma non solo. Ma certamente con tutti i sindaci, e mi sono sembrati tutti molto interessati. C'è stato un blitz dei carabinieri nella notte in via Carpani a Castelfranco Veneto, nel Mirino, un centro massaggi che nascondeva una casa a luci rosse. Arrestata una cittadina cinese residente a Brescia con precedenti, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione. All'interno dei locali 3 giovani connazionali della donna risultavano dedite alla prostituzione, con la supervisione e la gestione diretta dell'arrestata, che provvedeva anche alla riscossione dei soldi, del denaro corrisposto dai clienti. Le indagini hanno accertato che il centro offriva prestazioni sessuali a pagamento pubblicizzate anche attraverso specifici siti internet, dove venivano riportate utenze telefoniche riconducibili alla donna che è stata poi arrestata. L'immobile, l'avete visto nell'immagine, è stato poi sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri. Si indaga sempre i carabinieri, ma anche lo Spisal naturalmente, sugli ultimi momenti di vita del 63enne che ha perso appunto la vita, che è morto sul lavoro in un capannone a San Biagio di Callalta. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i titolari delle aziende coinvolte, un atto dovuto, dicono dalla procura per il momento. Il funerale dell'uomo volontario di protezione civile a Zenzon si terrà nel suo paese d'origine, la Macedonia. L'ipotesi è quella di omicidio colposo e, vista la tragedia, difficile sarebbe procedere altrimenti. Dopo lo shock e le fasi concitate dei soccorsi, carabinieri e tecnici dello Spisal si stanno concentrando sugli ultimi istanti di vita di Mohamed Memiashowski, il 64enne macedone di Monastir, morto dopo un volo di 7 metri dal capannone sul quale stava effettuando dei lavori di manutenzione nella sede della Work Metal a Fagare di San Biagio di Callalta. Al momento sul corpo dell'ennesima vittima del lavoro non è prevista nessuna autopsia. La causa del decesso è chiaramente attribuibile alle gravi lesioni riportate nello schianto a terra. Nel registro degli indagati saranno iscritti come atto dovuto e a loro garanzia i titolari dell'impresa per cui la vittima lavorava, un'azienda familiare di cui era stato socio in passato e quella dove è avvenuto l'incidente. Non si vuole lasciare nulla al caso e capire se l'uomo avesse addosso i dispositivi di sicurezza e se il cantiere fosse a norma. Mohamed, padre di 4 figli, da 34 anni in Italia, lascia una famiglia distrutta e 2 intere comunità sconvolte, quella di Monastir, dove risiedeva da qualche anno, e quella di Zenzon, dove era noto per il suo impegno nella protezione civile. Dai familiari si è recato il sindaco dallanese. Abbiamo manifestato la disponibilità nel caso in cui ci fossero dei problemi alla famiglia per supportarli in questo momento difficile, insomma. Da quello che mi hanno detto i familiari, loro giustamente riporteranno il loro padre in Macedonia, però ovviamente in questo momento
c'è un'indagine in corso, quindi attenderemo anche, insomma, poi la famiglia attenderà l'esito, ma ripeto, nel momento in cui ci fossero dei problemi noi siamo qua. I volontari di Zensona a loro volta attendono la possibilità di dire addio al loro compagno di tante emergenze, magari con un saluto nella cella mortuaria del Cafoncello, prima che la salma di Mohamed, ottenuto il nulla osta, venga portata in Macedonia. Mi sembra il minimo nei confronti di Mohamed per quello che ha fatto anche per la comunità di Zensona di Piave. A Creazzo invece di nuovo nel Vicentino per il funerale di Elisa Spadavecchia, la donna uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia, la chiesa gremita di cittadini per l'ultimo saluto, il parroco: per Elisa fare del bene agli altri era la sua missione. Con un minuto di silenzio la piazza di Creazzo ha accolto l'arrivo della salma di Elisa Spadavecchia, l'ex docente del liceo Quadri, travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Le serrande dei negozi abbassate, le bandiere a mezz'asta dal mattino e tanta la commozione palpabile. Ad accogliere la bara ricoperta da rose rosse il marito Giovanni Sfregola, ufficiale dei carabinieri in congedo, ex comandante provinciale, con la figlia Adriana. Daniela, l'altra figlia invece, neomamma trasferita a Londra, non è potuta arrivare, ma ha voluto far giungere un commovente messaggio. Come mi hai spesso detto, i figli vengono prima di qualunque altra cosa. Mammuzza, grazie di tutto l'amore che ci hai dato e dei sacrifici che hai fatto per noi. Non avrei potuto avere un esempio migliore del tipo di madre che voglio essere per mio figlio. Con amore, tua figlia Daniela. La comunità ha accolto con un caloroso abbraccio ideale Elisa, l'ex professoressa in pensione di 66 anni che, originaria di Molfetta, risiedeva da anni nel Vicentino e si prodigava verso gli altri. La donna infatti con tanta generosità si era inserita in numerose associazioni di volontariato, come ha ricordato il parroco Don Francesco Frigo nella sua omelia. Per Elisa il fare del bene agli altri è stata la sua missione. La sua fede è vissuta non qui in chiesa, ma nel paese, nell'ambiente scolastico, nella piscina, nella palestra, dove si trovava. In tanti hanno voluto ricordare pubblicamente la grande generosità e gentilezza di Elisa, le amiche di Lecce e i colleghi insegnanti. Ciao amica, mamma, moglie, nonna speciale, un giorno ci ritroveremo. Grazie ancora per quanto ci hai dato e hai dato ai nostri ragazzi e ragazze del liceo Quadri. Presente anche una delegazione del comune di Cervia, il prefetto di Vicenza e il comandante provinciale dei carabinieri, tanti colleghi del marito Giovanni che hanno voluto essere vicini oggi. La vicinanza e dell'affetto e della solidarietà che mi è stata manifestata, di questo non avendo possibilità di conoscere tutti quanti, voglio ringraziare pubblicamente perché per me è stato un motivo di conforto e per sentirmi meno solo. Grazie. Le avete sentite tante dunque le voci di amici, colleghi, familiari, allievi e autorità per il funerale di Elisa Spadavecchia, la testimonianza dell'assessore al demanio di Cervia, Michela Brunelli. Cervia ha una ferita grande da adesso in poi da portare sempre con sé. È successa una tragedia inimmaginabile sulla nostra terra, che è una terra di accoglienza, una terra che le persone scelgono per stare bene. E invece lì Elisa e la sua famiglia hanno trovato una tragedia. Io ringrazio la sindaca, soprattutto la famiglia di Elisa, che ci ha concesso di partecipare a questo momento di saluto. Per noi era importante portare la nostra testimonianza, la nostra vicinanza e devo dire che noi Elisa non la conoscevamo e oggi abbiamo iniziato ad amarla attraverso le parole, le lacrime e gli abbracci che abbiamo visto qua. Ho perso un'amica speciale, guardi, carissima, che frequentavamo, abbiamo avuto il piacere di conoscerla, di frequentarla e adesso ci manca, che è una fine così tragica. Che persona era? Bellissima. Non ci sono proprio parole per quello che è successo, siamo devastati perché era una persona bellissima e mia madre faceva anche un'attività di volontariato con lei, era una persona davvero buona, gentile
la partecipazione è stata immensa, una donna eccezionale, una famiglia meravigliosa. Le parole che hanno detto un po' tutti hanno toccato il cuore e io ho portato il saluto di tutta la comunità e dei 3 comuni Terre del Retrone. Ecco, basta guardarsi intorno per vedere l'affetto, la stima e l'amore che i cittadini hanno verso la nostra cara professoressa Elisa. Questo dunque il commosso, lo avete sentito, davvero ricordo di Elisa Spadavecchia. Andiamo all'omicidio di Michael Boschetto, avvenuto a Villafranca Padovana un anno fa, trovato dal padre della vittima, un video nel cellulare del figlio registrato da Giacomo Friso, l'amico in carcere per l'omicidio. A poco più da un anno dal delitto di Michael Boschetto spunta anche un video che potrebbe essere la prova schiacciante contro il suo presunto assassino Giacomo Friso, che si trova in carcere in attesa del processo che dovrebbe iniziare a settembre. Le immagini, o meglio il selfie, è stato scattato con il cellulare di Boschetto dopo il suo omicidio avvenuto nel cortile della sua abitazione in via Gomiero a Villafranca Padovana. Durante l'aggressione il telefono era caduto a terra e Giacomo Friso lo ha preso. Gli inquirenti lo avevano sequestrato dopo il delitto, ma il consulente della procura non era mai riuscito ad aprirlo. Il cellulare era stato così restituito al padre della vittima. L'uomo, che conosceva il PIN, lo ha aperto e ha trovato il video e ha informato gli inquirenti. Nelle immagini Giacomo Friso si è ripreso dopo il delitto mentre pronuncia frasi senza senso. Il 34enne è accusato di aver inferto 4 coltellate mortali al suo amico d'infanzia Michael Boschetto, con cui aveva un rapporto turbolento. Per l'accusa ci sarebbero le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'indagine è stata chiusa, ma a settembre, quando inizierà il processo, il giudice potrebbe far inserire il video nel fascicolo come nuova prova contro l'imputato. Il delitto era avvenuto il 27 aprile del 2024, intorno alle 6 del mattino. Friso si era presentato a casa di Boschetto, c'era stata una colluttazione, poi era tornato nella sua abitazione, aveva preso un coltello e si era ripresentato in via Gomiero aggredendo a morte l'amico trovato pochi minuti dopo dalla fidanzata rientrata a casa dopo il lavoro. Friso era stato bloccato poco lontano da un poliziotto della questura di Padova fuori servizio che abitava vicino al luogo del delitto. Il delitto in questo caso invece di Castelfranco Veneto all'esterno della discoteca della zona della Baita al Lago. Badr Rouaji e Taha Benanni, i 2 ragazzi originari del Marocco arrestati per l'omicidio del 20enne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea, rimangono in carcere. È stato rigettato il ricorso al riesame presentato dai legali dei 2 ragazzi, gli avvocati Fabio Crea e Fabio Targa. Le motivazioni dei giudici si conosceranno tra 45 giorni. E poi un altro brutale episodio di cui vi abbiamo dato conto, l'aggressione al 18enne Kevin Stangerlin a Maser, nel Trevigiano. Le telecamere dell'area tra la chiesa e quella di Coste sono ancora al setaccio, caccia agli autori della violenza e c'è paura in paese. Abbiamo solo visto i lampeggianti verso quell'orario lì nella tarda sera e non ci siamo accorti di niente. Quindi carabinieri, ambulanze, avete intravisto questo dalle finestre? Sì, solo questo e basta. Non mi sembra una cosa normale che succeda e niente, sono rimasto un po' colpito anch'io, infatti. C'è preoccupazione a Maser dopo il pestaggio selvaggio di martedì notte con un 18enne Kevin Stangerlin aggredito da 4-5 giovani scesi da una Mercedes grigia. Una violenza cieca avvenuta a ridosso della chiesa di Maser con il ragazzo preso a calci e pugni che poi si è portato barcollando fino al centro della frazione di Coste. 2 chilometri di tragitto che lui stesso ha raccontato così ai nostri microfoni. L'ho chiamato subito perché il mio telefono non si era spento. Ed eri un po' scosso, tramortito. Cioè non ci ho pensato in quel momento. Cioè ho provato a fare alcuni cenni dalle auto che passavano, però andavano via dritte. Tutte le telecamere dell'area sono a setaccio, i carabinieri sono sulle tracce di auto e aggressori. Si deve capire se questi ultimi conoscessero la loro vittima. Kevin dice di no, di non aver riconosciuto nessuno. Insomma, una violenza ingiustificata, senza senso, che poteva capitare a chiunque. No, hanno visto che ero da solo, per cui era più facile picchiarmi, siccome ero solo contro 4-5 persone. Volevano vedere come reagivo e per poi picchiarmi. Quindi questo sostanzialmente, hanno colpito te ma avrebbero potuto colpire chiunque. Sì, poteva succedere anche un mio amico o magari un'amica anche.
come poteva essere anche un adulto. Questa è la testimonianza raccolta da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Noi ci fermiamo per un altro rapido break, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta da studio con gli ultimi minuti del nostro Focus TG di oggi. Allora, sapete che il sabato la CGA, gli artigiani di Mestre, fanno un focus su questo o quel dato. Oggi arriva quello che suona come un attacco alle amministrazioni locali. Anche in Veneto i sindaci non vogliono combattere l'evasione fiscale, dice Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA, che andiamo proprio a sentire nel suo intervento di oggi. Se a parole tutti sono giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Anche coloro che potrebbero intervenire per combatterla, persino guadagnandoci economicamente, fanno finta di non vederla o peggio ancora si girano dall'altra parte. Come ad esempio la quasi totalità delle amministrazioni comunali del Veneto. Certo, qui da noi l'evasione, il lavoro nero e l'abusivismo edilizio hanno dimensioni contenutissime, ma se solo 30 comuni su 563 hanno segnalato al fisco delle anomalie, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Così lo avete sentito Zabeo e ci saranno senza dubbio dei commenti di conseguenza. Adesso invece ci spostiamo per parlare di istruzione, per parlare di scuola. A Bassano del Grappa inaugurato il nuovo Istituto Agrario Parolini di Bassano, un'opera da 7,5 milioni di euro. Da settembre attiva la nuova cittadella degli studi. Sul posto per noi Vanessa Banzato. Inaugurato il nuovo istituto Parolini qui a cavallo tra i comuni di Bassano del Grappa e Pove del Grappa, con me il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin. La provincia ha avuto un ruolo importante per la realizzazione di questa struttura costata più di 7,5 milioni di euro con contributo PNRR e con contributo importante, si diceva, della provincia. Sì, quello che mi rende più orgoglioso, più felice è questo ruolo di amministratore del fare, quindi cose concrete che calano sul territorio, questi quindi fondi che diventano struttura al servizio della collettività. Bellissimo oggi vedere i ragazzi, vedere i sindaci orgogliosi di questa realtà e quindi poter realizzare delle opere è per me l'orgoglio più grande, farlo poi in rappresentanza di tanti consiglieri provinciali, sindaci che erano qui o comunque di tanti cittadini del Bassanese che vedono quest'opera a cavallo fra il Grappa e il Brenta, quale più simbolico di questo nel Bassanese, essere soddisfazione per tutti e questo è sicuramente l'elemento più importante che invita e spinge sicuramente con nuovo entusiasmo verso nuove opere. Lei ha parlato appunto dei sindaci, tanti sindaci, gli amministratori presenti oggi, segno proprio che questa scuola ha un ruolo fondamentale nel territorio. Sì, vorrei aggiungermi perché anch'io sono sindaco, come ho detto, quindi sotto questa fascia blu la fascia tricolore di sindaco che significa istituzione al servizio dei cittadini e vedere oggi tanti sindaci bassanesi alla presentazione, all'inaugurazione di questo bellissimo edificio che potete vedere alle mie spalle è sinonimo di un territorio che lo attendeva ed essere oggi io il presidente che lo consegna al bassanese è sicuramente motivo di orgoglio, ancora più come sindaco che come presidente della provincia. Lei ha seguito i lavori per la realizzazione di quest'opera? Sì, al limite veramente del maniacale, nel senso che fortunatamente mi piace andare nei cantieri, andare a vedere quello che viene fatto e quindi sono stato qui alla posa della prima pietra, però sono stato qui anche durante le lavorazioni fino alla finitura finale e quindi credo sia giusto fare così, sia giusto seguire i lavori che vengono fatti perché è l'unico modo per capire e vedere quello che viene fatto sul territorio, quindi sicuramente conoscere il territorio è un elemento fondamentale, ma soprattutto vivere il territorio, quindi ho vissuto il bassanese, lo sto vivendo tuttora perché nuovi progetti ci sono in corso in quest'area che porteranno ad essere quest'area sicuramente più bella ma più funzionale per i sindaci ma soprattutto per i cittadini di questi comuni. E in tutto questo bisogna
tener conto, considerare il ruolo che hanno gli studenti e le studentesse che frequentano questa scuola, questo istituto, che saranno gli uomini e le donne di domani, che potranno rendere anche economicamente grande questo territorio. Sì, uomini e donne del presente, io lo dico ogni volta, non solo del futuro, ma invito ai giovani ad essere il presente di questa società, ne abbiamo bisogno e loro ne hanno la forza. Quindi sicuramente una realtà che cresce e che noi cerchiamo di accompagnare passo dopo passo, dandogli servizi sempre migliori. Quindi già il fatto di poter vedere, adesso voi non li vedete, ma ci sono dei container alle nostre spalle, pensare di spostare decine e decine di ragazzi da dei container a una scuola nuova, non potete immaginare la gioia e la soddisfazione che ho come presidente di provincia e come sindaco nel poter vedere questo risultato concreto, che vuol dire uno studio migliore e aule migliori per i nostri ragazzi. Bene, grazie a Vanessa Banzato, grazie per questa testimonianza. E poi ci sono gli studenti, attenzione, che devono affrontare a breve gli esami di maturità, ancora qualche settimana. Prima riunione della commissione il 16 giugno 2025, naturalmente con insediamento dei commissari, il 18 giugno prima prova scritta. Per tutti una prova di italiano, 6 ore di tempo per svolgerla. In Veneto 34.372 studenti e studentesse delle scuole statali, 3.666 quelli delle paritarie che sosterranno l'esame, in diminuzione le statali con quasi 3.000 studenti in meno, in aumento le paritarie con oltre 1.500 in più. Il maggior numero di studenti in entrambi i casi in provincia di Treviso, 7.411 nelle statali e 390 nelle paritarie. Chi invece sta per concludere l'anno scolastico in tranquillità sono i bimbi invece delle scuole primarie. O se ride o se piange, The Musical, Viva la libertà. È il titolo dello spettacolo, scritto e portato in scena al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, proprio agli alunni della scuola primaria di Campese. Udite, udite, sta per presentarsi al vostro cospetto Sua Gigantitudine Serenissima Napoleone Bonaparte. Tutto ha inizio con l'arrivo a Venezia di Napoleone, che decide di proibire le maschere. E come se non bastasse, la città sta sprofondando nella laguna in una tristezza infinita. Inizia così lo spettacolo O se ride o se piange, The Musical, Viva la libertà, scritto e portato in scena dagli alunni della scuola primaria di Campese. E allora, popolo Venezia, trovémonos in piazza San Marco sotto la protezione del nostro evangelista. Venezia è in pericolo. Balanzone, Colombina, Arlecchino, Pantalone e Pulcinella, assieme alle altre maschere, con la forza della musica e la saggezza della tragedia e della commedia, intraprendono la lunga strada della rivoluzione per salvare la città. E così, sulla gondola del pensiero positivo, si va dritti verso la libertà. Salute i nostri follower. Lasciamo un nuovo hashtag Ape all'Isola Delta. Con le parole dei bambini noi ci fermiamo. Allora grazie in regia ad Andrea Basso e Mattia Pizzaia. Io vi do appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon sabato. Arrivederci.